Buongiorno a tutti. Dopo questa esposizione Per un matematico. di grande bellezza e ardua Sì. da seguire, mi piacerebbe vivere di luce riflessa. Comunque, Albert Einstein ha scritto che ogni teoria si può semplificare al massimo, ma non di più. Ecco, nascondendomi dietro questa copertina di Linus, provo a raccontarvi questo percorso. Allora, questo percorso, questo racconto è tratto da una serie di lavori, come vedete, che coinvolgono anche il nostro presidente, e il loro, diciamo, il tema è sostanzialmente questo. Allora, c'è stato questo personaggio, Max Kleiber, qui vedete nascita e morte, che fu una specie, diciamo, di Darwin della biologia, insomma, era un chimico, agronomo svizzero. Arrivò dopo numerose osservazioni, anni e anni di ricerca, riuscì a scrivere una formula empirica che valeva, che riassumeva le sue osservazioni praticamente per tutti i mammiferi, ma non solo, anche per alcuni uccelli. Ecco, questa relazione è questa che segue. Guardate, chiamiamo B grande il metabolismo basale del mammifero e con M maiuscolo la massa del metabolita presente. Potrebbe essere abbastanza equivalentemente, possiamo pensare anche alla massa totale del mammifero. Ebbene, questa legge, è qui scritta qui sotto, legge di Kleiber, è fatta così, insomma. Il metabolismo basale scala con una costante universale, cioè quel C piccolo, la stessa per tutti i mammiferi, B è C per la massa elevata alla potenza 3/4, una potenza più piccola di 1. Allora, va bene, non dobbiamo spaventarci di questa potenza frazionaria perché ricordi liceali anche per gli amici umanisti sicuramente sono ancora vivi. Tutti ci ricordiamo che la potenza 1/2 vuol dire la radice quadrata, tanto per intenderci, insomma. Ma si interpola, ha un senso molto preciso questo. Guardate, proviamo, riscriviamo qui la legge e ancora faccio uso, per gli amici umanisti, di reminiscenze liceali, i logaritmi. Proviamo a scrivere di questa uguaglianza, a passare i logaritmi ad ambo i membri. Allora, vedete qui, a sinistra logaritmo di B, a destra logaritmo di C, M alla 3/4, e adesso facciamoci forza, pensiamo a qualche piccola proprietà dei logaritmi. Il logaritmo di un prodotto è la somma dei logaritmi, e poi quando si tratta di fare il logaritmo di una potenza, quello che accade è che la potenza scende fuori, no? Eccolo qua, no? Logaritmo di B, lo chiameremo y poi nel seguito, uguale logaritmo di C più 3/4 logaritmo della massa o del metabolita. Allora, passate ai logaritmi, questa relazione diventa una retta. No? Diventa una retta, y uguale logaritmo di C più 3/4 x. È una retta dipendenza 3/4. Disegniamola, eccola qui. E quello che accade è veramente impressionante. Ritroviamo praticamente tutti i mammiferi e qualche uccello lì è sparso, dal topo ragno all'elefante, alla balena, eccetera. È una cosa veramente curiosa ed è proprio il frutto di una vita di ricerche, di misure. Ecco, allora, il significato di questo esponente 3/4 rimase
per molto tempo veramente un piccolo mistero. Qualcuno pensava che se fosse invece di 3/4, che so, 2/3, fossero coinvolti 2 e 3, uno pensava, 2 perché è la superficie del mammifero, 3 perché è la dimensione, no, tridimensionale, 3 del mammifero. Ecco, questo sarebbe andato per molti molto bene, ma non era proprio così, è 3/4. Ci furono tentativi importanti, ma non molto soddisfacenti alla fine. Segnalo quello di von Bertalanffy, che fu un pioniere della teoria dei sistemi, e poi McMahon in anni molto più recenti, insomma 40 anni fa, tutto sommato. Ecco, però la prima solida spiegazione della legge di Kleiber viene a fine secolo e la propone Jayant Banavar, Amos Maritain e Andrea Rinaldo. È un bellissimo articolo, Size and Form in Efficient Transportation Networks, su Nature. Questa teoria risolveva e dava una giustificazione concreta, no? Modellistica, ben studiata, ben calibrata. Fu una teoria in ambiente cosiddetto discreto, una teoria in teoria dei grafi in sostanza. Per arrivare a quel risultato, gli autori usarono un principio variazionale, un principio di economia, un principio che gli autori avevano anche già proposto, un principio di minima dissipazione, di feasible optimality, come lo chiamavano. Questo principio fu applicato, e lo applicano ancora, mi pare, in molte importanti direzioni, ma specialmente teoria delle reti, teoria dei bacini e dei delta fluviali, insomma. Bene, ecco qualche immagine, insomma, sui bacini, sulle reti, sulle foci, eccetera. Lì in mezzo c'è un bel manuale su questa teoria. Però si voleva, la pulsione era andare a una teoria più fine, cioè andare oltre al modello discreto verso una teoria, diciamo, fluidodinamica del fenomeno. E allora ci si doveva rivolgere all'esplorazione analitica del consumo, punto per punto, quello che si chiama metabolismo basale locale del mammifero. E poi anche per arrivare alla comprensione totale si doveva indagare sulla struttura dell'intera rete, la rete arteriosa, la rete che trasporta il metabolita all'interno del corpo, eccetera. Questo obiettivo di tradurre, insomma, questa già soddisfacente spiegazione in teoria di grafi discreta in una teoria continua aveva bisogno di qualcosa di nuovo, di una meccanica, quella che si chiama meccanica dei mezzi continui, e inoltre appunto questa progettazione della rete distributiva arteriosa, una progettazione di tipo ottimale. Ma ottimale in che senso? No? In che senso? Ecco, allora il problema è un problema di trasporto. Un problema di trasporto ottimale, in economia. Allora, se uno va a scavare, scopre che in realtà la prima importante teoria su questo fu proposta da Gaspard Monge, nel fine del Settecento, e questa memoria, no, teoria di scavo, di sterro e riporto, ecco qui la prima pagina, fu molto importante e da lì prese inizio, insomma, lo studio del cosiddetto trasporto ottimo. Il problema era proprio questo in blu: determinare il modo migliore per spostare mucchi di terra di uno scavo per riempire altre regioni con una minima quantità di lavoro. Questo disegnino è preso dal manuale di Cédric Villani
Ma per esempio, appunto, costruire una strada oppure una fortificazione. Questo della fortificazione fu il problema originale di Monge. Ma questo si doveva fare in sostanza con la minima quantità di lavoro. E qui avremo bisogno di definire il lavoro. Cosa intendiamo qui quel lavoro? Che non sarà il lavoro che abbiamo in mente nella meccanica, no? Forza, spostamento. Qui il lavoro è quello che effettivamente costa, che dobbiamo pagare alla società di trasporto dei camion che prendono la terra, la prendono e la portano da un'altra parte. Ecco, dobbiamo cercare appunto di definire questo lavoro e l'idea è arrivare a una progettazione di questo spostamento da Deblé a Pamblé, da Scavo ad Asterro a Riporto, in maniera più economica possibile. Ci sono dei vincoli, adesso li vedremo, i vincoli sono che effettivamente la terra che dobbiamo usare è quella, d'accordo? C'è un panorama iniziale è un panorama finale a cui vogliamo arrivare e vogliamo usare completamente la terra che è lì a disposizione, né importarne di nuovo né buttarne via dallo sterro. Ecco, allora, vabbè, questa immagine è presa da una rivista poco scientifica, ma in realtà è quando Alessio Figalli, un matematico, vinse la Medal Field qualche anno fa, che è l'equivalente del premio Nobel per la matematica. Questa famosa rivista scrisse una storia dedicata a Figalli. Devo dire che rappresenta molto bene il problema di Monge originale. Era proprio quello delle fortificazioni, lo spostamento di grandi masse per le fortificazioni. Mi dovete scusare l'uso di questa rivista, ma perché spendo qualche secondo per dire che qualche anno fa il nostro socio e amico Minelli, ad una bellissima conferenza alla Scuola Galileiana sul concetto di origini, bellissima veramente, come prima slide mise una slide Paperinic, le origini. Quindi una concessione me la posso fare. Anche Carlo Barbante è stato pubblicato sul Topolino. Sì. Benissimo. Allora, torniamo qui. Problema dello sterro riporto. Guardate, omega 0 e omega 1, vedete lì in alto. Omega 0 è quel cubotto un po' pieno, un po' tratteggiato a sinistra, il luogo prima dei lavori di spostamento terra. Omega 1 è sostanzialmente lo stesso luogo, ma come lo vorremmo dopo i lavori di riporto. E tornando a omega 0, ci sarà omega 0 di X, è la densità della materia, dell'argilla, quello che è sopra la superficie, sigma 0, che è il panorama che dobbiamo modificare, mentre ρ 0 di X uguale dappertutto una certa costante è la densità, che vale un mezzo, 1,5, 2, quello che è, del terreno sotto. A destra invece l'analogo, ρ1, chiamiamo y ora la variabile, sopra la superficie sigma 1, e naturalmente ρ1 di y uguale a c sotto la superficie sigma 1 a cui vogliamo arrivare, no? Che vogliamo disegnare. Ecco, che cosa stiamo a fare? Cosa dobbiamo cercare? Dobbiamo cercare una corrispondenza da omega 0 a omega 1, ecco, no, che prende punti x a sinistra e li manda in f di x, che li chiameremo y, a destra. Ecco ste frecce, no? X va in y, eccetera. Però è una corrispondenza bionivoca, manda ogni punto
x di omega 0 in uno e unico punto y di omega 1. Insomma, dobbiamo cercare tra tutte le possibili corrispondenze che cosa? La più economica. La più economica. E per fare questo dobbiamo attrezzarci a definire che cos'è per noi il lavoro, no? Questo costo di sterro e riporto. Ecco, qui è semplicemente ridisegnata quello che c'era prima, solo per ricordarci, e qui è per appunto sottolineare che la massa totale a sinistra, alla fine, qui c'è questo segno di integrale, è scritto m totale di omega 0, quell'integrale è la somma, insomma, di tutta la terra a sinistra, l'integrale su omega 0 di x in d3x, volumetto attorno a x, e questo deve essere uguale, e questo è il nostro vincolo, come dicevamo, alla massa totale a destra riportata. Ecco, questo è un vincolo importante, però, ma andiamo un po' più in dettaglio, no? Prendiamo sempre questo cubotto omega, dividiamolo, vedete, facciamolo così a reticolo, no? Dividiamolo in n grandi piccole porzioni, i cubetti che vedete, no? Lì a destra. Ogni cubetto ha volume delta x1, delta x2, il generico delta x con i fino a delta x n grande. Questi sono i volumi, mentre x con i sono punti generici dentro il volumetto delta x con i. Allora prendiamo una F, una generica F. Pensiamo, vedete il disegno, la freccia, no? Da x con i a f x con i. C'è lo spostamento. Lo misuriamo col teorema di Pitagora, con la metrica euclidea, quindi la metrica euclidea è quello che è scritto nella parte sinistra un po' in basso, no? Tra due punti x di componenti x1, x2, x3 e y di componenti y1, y2, y3, la distanza tra questi due punti è il teorema di Pitagora, niente più, niente meno. Prendiamo dal tool bag del liceo e rinfreschiamo. Ma perché questo? Perché ora guardiamo un po' proprio x con i che va in f di x con i. Prendiamo il cubetto attorno a x con i, a volume delta x con i. Allora decidiamo che il lavoro speso per spostare la massa ρ0 x con i delta x con i, che è la massa del volumetto di partenza da x con i a f x con i, decidiamo, è una scelta, d'accordo, che è esattamente la distanza tra i due punti per la massa di partenza, cioè ρ0 x con i delta x con i, quello che è lì in rosso, in rettangolo, circoscritto. Bene, questa è la nostra scelta di lavoro. Naturalmente, sempre data una F generica, il lavoro globale cosa sarà? Beh, ma allora lo faremo per tutti i punti, per ogni cubetto prendiamo un punto rappresentativo e quindi questo W di F sarà il lavoro globale, no? Allora la distanza x1 a fx1 che moltiplica la massa attorno al punto x1 più eccetera eccetera il punto i fino a f di x con i più eccetera eccetera la distanza xn fxn eccetera. Insomma, questa somma, decidiamo, è un modo molto comune, no? Di rappresentarla con una sommatoria, va bene, proprio per sintetizzarla, ma questa sommatoria centrale in verde vuol dire esattamente quelle tre righe sopra, insomma. Stiamo sommando su tutti i puntini che abbiamo all'interno, generici, che abbiamo preso della nostra suddivisione. Adesso incrociamo le dita e spariamo n grande all'infinito, grande quanto vogliamo, e allora se le cose funzionano bene, e non dirò quali però, la sommatoria diventa un integrale, come l'abbiamo già imparato prima, e diciamo il lavoro totale sarà questo integrale esteso a tutti i punti x di omega,
delle distanze tra x e f di x, ρ0 di x, che è la densità in x, elemento di volume. Ma insomma, non occorre pensare anche al limite. Ragioniamo anche pure nella discretizzazione, per avere un'immagine forte, no? Allora, abbiamo così quantificato la quantità di lavoro associato al punto stereo-riporto di una corrispondenza bionica, una generica. Ma come scegliere la più opportuna, no? La più economica? Ed ecco qui la proposta di Monge. Lui dice: dobbiamo determinare la corrispondenza F da omega 0 in sé, se volete, no? Da omega 0 in omega 1, tale che sia più piccolo possibile, minimo, proprio quel valore che abbiamo deciso di chiamare lavoro per lo spostamento. Naturalmente c'è il vincolo di conservazione, come dicevo, della massa. No, massa a sinistra deve essere uguale alla massa di destra. Questo è un problema, appunto, nato da Monge, molto difficile, molto arduo. E guardate che passarono 40 anni circa per avere un passo avanti sostanziale. Lo fece Ampère nel 1820, ma poi per chiudere la partita quasi dobbiamo aspettare Kantorowicz, no, negli anni 40, eccolo qui, questo grande matematico che prese nel 75 il premio Nobel per l'economia. Ma questa è una cosa che mi ha sempre meravigliato, perché prese il premio Nobel per l'economia, in realtà si dava un grande attributo alle politiche di pianificazione sovietica, se fu assegnato il premio Nobel per l'economia a Kantorowicz, il quale era esattamente uno dei matematici delle grandi pianificazioni. Comunque torniamo a noi. Kantorowicz, appunto, mediante una raffinata tecnica di riposizionamento, rilassamento si chiama, del problema di Monge, in uno spazio grafico, non importa. Insomma, la magia di questo grande matematico è tradurre un problema originale che era altamente non lineare in un problema di programmazione lineare. Questo. Ma il problema che abbiamo raccontato è un problema statico, cioè in un colpo solo l'impresa dei trasporti prende omega 0 e la trasforma in omega 1, d'accordo? Omega 0 con la sua distribuzione iniziale ρ0 e la trasforma in un colpo, no? in quello che deve fare, insomma, nella distribuzione assegnata finale ρ1. Ma noi dobbiamo tornare al nostro problema. Il nostro problema non è statico, il nostro problema è stazionario. Attenzione, dobbiamo avere un po' di pazienza per calibrare questi due aggettivi. Ci sono chiari, ma insistiamo un momento di più. Quando diciamo statico, un fiume è statico se in ogni punto geometrico lì l'acqua presente a velocità nulla, è fermo, statico, d'accordo? Stazionario, un fiume, quando è che è stazionario? Quando in ogni punto geometrico, attraverso il quale transita il liquido, la velocità del filetto d'acqua è costante nel tempo, cambia da punto a punto, ma nel tempo queste velocità restano immutate. Questo è uno scenario stazionario. Il nostro scenario di distribuzione del metabolita, ecco, facciamo questo, è un modello, il limite di un modello è essere un modello, cioè non tagliamo via l'idea della pulsazione periodica, no? Ovvia, insomma, ben nota, e pensiamo a un fluire stazionario del metabolita. Il metabolita corre e va in cerca, deve distribuire ai vari punti che hanno diverso metabolismo locale, ma adesso ci arriviamo. Allora, metabolismo, cos'è il significato di questo meccanismo stazionario? Ecco qua, è come se dai punti X, chiamiamolo ancora Y0, no? Si creasse materia di densità ρ0 di X, che ora questa ρ0 di X sarà materia, densità per unità di volume,
ma anche per unità di tempo costante che non dipende dal tempo. Esce sempre. In realtà ci sarà, come è scritto in questa slide, ci sarà un unico punto che produce. Lo chiamo X star, il cuore, diciamo, no? Stiamo pensando a omega 0 come un essere vivente, ovviamente. Questa creazione di materia sarà diversa da 0 solo nel punto X star, precisamente nel cuore. Lì ci sarà una densità di materia anche per unità di tempo che viene sputata fuori, mentre ρ0 di X è 0 per ogni altro punto. Solo il cuore produce. Lui è arricchito linfaticamente, eccetera. Dobbiamo fare di mannaia delle semplificazioni, ma andiamo avanti. Mentre il vecchio ρ1 di Y cosa sarà? Ora la densità ρ1 assumerà il ruolo di metabolismo basale locale nel generico punto Y del corpo. Ogni punto, ci sono le ossa, le cartilagini, i muscoli, hanno un metabolismo, ogni punto ha un metabolismo basale diverso, alto o basso, naturalmente a seconda, no? I muscoli ce l'avranno alto e così via. Quindi è una vera variabile. L'idea è che questo trasporto, questa costruzione arteriosa, deve essere la più economica possibile, e vedremo un po' in che senso, ma anche portare più rapidamente metabolita dove c'è alto metabolismo locale basale e magari meno fretta in altri punti dove il metabolismo basale è meno urgente. Insomma, qui il problema è che non si cerca più, dobbiamo sempre ispirarci alla teoria di Monge statica, ma che stiamo tentando di trasportarla in un ambiente stazionario. Ma no, addirittura qualcosa di nuovo c'è. Non cerchiamo più una corrispondenza F del corpo in sé, no? Come le F di prima. Bensì cerchiamo una rete distributiva radiale, no? Dal punto X star, cuore, che trasporta appunto in maniera stazionaria e metabolita tutti gli altri punti Y del corpo. Ok, e qui ci siamo raccontati la nostra esigenza. Insomma, il vecchio problema statico, Monge, sterro, riporto, era una corrispondenza da X1 a Fx1, da X2 a Fx2, eccetera. Qui invece stazionario, verso il problema di Kleiber, abbiamo invece da cercare una costruzione radiale, una costruzione radiale come schizzata nella bozza. Anche qui torniamo un momento allo statico. Avevamo parlato della distanza euclidea, rivisitiamola un secondo, no? Distanza euclidea, questa E maiuscola vuol dire euclideo, al quadrato tra x e x più dx, no? Tra due punti vicini, cos'è? Questa è la somma dei quadrati, torna nel Pitagora. Ora, proprio per quasi farci del male sembrerebbe, ma in effetti vedremo quanto virtuoso è. Questa scrittura della riga in cui è scritto è il teorema di Pitagora, riscriviamola in questo modo, no? Somme su due indici RS da 1 a 3, c'è un delta RS dXR dXS. Cos'è sto delta RS? È questa matrice qui sotto, che è semplicemente una matrice che è 1 nella diagonale principale, 0 fuori. Se uno la inserisce lì e sviluppa tutti i termini, come qui ho provato in questa terza riga, delta 1, insomma, ritrova la riga di partenza. Perché questa fatica? Questa fatica è utilissima, perché questo delta RS, questo modo di vedere la distanza al quadrato come una forma quadratica nella deviazione tra i due punti, è estremamente virtuosa e vedremo che si presta a una generalizzazione che andrà bene alla nostra teoria.
questa matrice così fatta si chiama matrice di identità, ma in questo caso è proprio la metrica, la matrice della metrica euclidea. Nel caso stazionario non sappiamo ancora come dobbiamo comportarci, no? Ci sarà probabilmente una metrica diversa, e allora la distanza al quadrato sarà, vedete, una forma quadratica, c'è scritto GRS adesso invece di delta RS, diverso, ma poi questo GRS magari cambia da punto a punto, è molto importante questo. Perché? Perché non è più detto che possiamo usare per spostare, no, il metabolita in maniera, infatti così non è, insomma, in maniera euclidea da un punto all'altro, con i segmenti euclidei. No, il problema è la ruvidità all'interno del corpo e assieme alla ruvidità la disposizione, il dispiegamento del metabolismo locale. Questa nuova metrica, che non sappiamo ancora cos'è, ma sarà il prodotto del nostro principio variazionale, questa nuova metrica sarà una metrica quindi non euclidea, si chiamano quindi riemanniane, metriche riemanniane usate nella teoria delle superfici, ma anche, non so, in relatività generale, eccetera. Lì è semi-riemanniano in realtà. E comunque è una novità forte, fuori dall'euclideo. Bene, allora ci sono nuovi ingredienti, c'è una densità di fluido metabolita dentro poi le arterie, insomma lo chiamiamo mu di x, mu di x per v di x è il flusso, cioè densità di materia fluida metabolita per la velocità del metabolita. Rho1 invece resterà sempre il metabolismo basale, locale, punto per punto. Cosa avremo? Le nostre definizioni dobbiamo riassumerle, no? Se sommiamo tutta la materia di fluido che fotografiamo a un dato istante, ma ogni istante sarà sempre la stessa per via dell'ipotesi stazionaria, ebbene la massa del metabolita presente, m grande, quello delle prime slides, è l'integrale di questa mu, è la somma di tutto questo fluido. B, il metabolismo basale, invece sarà la somma di tutti i metabolismi ρ1 locali. Adesso c'è da dire che per andare avanti abbiamo bisogno anche di questa legge. Ora, noi l'abbiamo comperata, questa legge di Drisch, se sia di gran valore o meno, a noi ci è andata molto bene prendendola. Questa ci dice in sostanza la grandezza, parla della grandezza cellulare costante, che afferma che non è la grandezza delle cellule di un organismo a determinare la mole corporea, ma bensì il numero delle cellule. Insomma, la grandezza delle cellule sostanzialmente è sempre la stessa, tranne l'eccezione di Giuseppe Levi dei neuroni, dei cristallini. Va bene, ma ora, diciamo che la grammatica variazionale l'abbiamo dichiarata, no? Gli oggetti. Guardate, tralasciamo veramente, la scrittura è molto tecnica del nuovo tradotto funzionale da minimizzare, cioè l'analogo del vecchio WDF, assieme ai vari vincoli che ora saranno descritti con la teoria dei moltiplicatori di Lagrange. Allora, quello che accade è che la minimizzazione, proprio nel senso alla Monge, però traslata dallo statico allo stazionario e spostandoci dalle ricerca delle corrispondenze bionivoche a ricerca di funzioni radiali, no? Ecco che sarebbe appunto la rete arteriosa. Ebbene, il prodotto di questo principio variazionale, estremamente analogo, ma qui non riporto per motivi tecnici, proprio di racconto tra noi, insomma, si ritrovano due cose. Da un lato ci dà la metrica, una metrica, che qui è G, uguale n quadro, x, delta ij, quella matrice diagonale, eccetera,
Questo N quadro riassume la locale rugosità e anche il metabolismo locale, e la teoria ci informa che le arterie, il principio variazionale ci dice che in questa teoria quantomeno, sono proprio le curve di lunghezza minima, cioè le geodetiche, di questa nuova metrica GIJ, che non è più la metrica del segmento euclideo, ma sarà qualcosa, no, di storto, di variabile, di più costruito, creativo. Ebbene, le geodetiche sono quindi le arterie, la struttura arteriosa, ma usando, e qui è importante, no, delle ipotesi di invarianza di scala, usando quel postulato, diciamo, anch'esso empirico di Dirichlet, no? Si arriva finalmente al nostro obiettivo. Ecco. Si arriva a giustificare, ecco, la legge di Kleiber viene come un corollario, un sottoprodotto della costruzione arteriosa mediante il principio variazionale. Ecco, ce l'avevamo già con il ricco e bellissimo lavoro su Natural del nostro presidente e dei suoi collaboratori, e uno di quei collaboratori è collaboratore anche con me di questa cosa, cioè Amos Maritain, che dovrebbe venire qualche volta. No. Ecco, e alla fine abbiamo trovato questa cosa. C'è da dire mi fermo. Mentre si studiava con Banavard e Maritain le possibili traduzioni dal discreto al continuo della teoria di Kleiber fornita da Banavard, Maritain, Rinaldo, negli stessi anni si studiava con Mario Putti e un comune laureando una versione continua della teoria discreta, proprio discreta come l'aveva fatta Andrea Rinaldo e gli altri, fatta dai giapponesi questa volta, una dinamica della cosiddetta muffa del fango, la Physarum polycephalum. Physarum polycephalum. Allora, bisogna dire questo, che noi lavoravamo con metodi un po' artigianali, capivamo dove volevamo arrivare, più o meno avevamo idea di cosa avevamo bisogno, ma l'idea fondamentale di usare il trasporto ottimo di Monge fu proprio del nostro laureando Enrico Facca, che la matematica naturale da mettere in pista era proprio quella. Questo vi ringrazio per l'attenzione e la pazienza. Sono